Salve amici di Agricura, come va? Mi viene da ridere perché lo so che di quanto sia retorica questa domanda in questo difficilissimo periodo per tutti noi, quindi mi auguro che stiate passando al meglio queste restrizioni e mi auguro soprattutto che ne usciamo al più presto. Noi come azienda agricola possiamo continuare a svolgere la nostra attività, anche perché ci muoviamo solitamente non solo durante questa situazione, ma tutto l'anno siamo abituati a muoverci in solitudine, in totale isolamento, quindi in questi ambienti rischiamo ben poco a livello di contagio, quindi continuiamo la nostra attività, anche se la situazione ci pesa non poco, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista socio-psicologico, perché ci mancano i nostri clienti, il rapporto col pubblico, ci mancano le relazioni sociali in genere. È una situazione pesante da portare avanti che non avevamo mai affrontato e che quindi tutti assieme stiamo affrontando per la prima volta. Anche dal punto di vista strettamente materiale è difficile portare avanti l'attività, perché a volte è arduo anche reperire semplici materiali di prima necessità per svolgere l'attività, quindi ci sta complicando non poco la situazione, ma andiamo avanti. E infatti in questo momento sto facendo un giro in questo oliveto, sto cercando di monitorare un po' la situazione per capire come si presenti la prossima stagione. Non è stato un grande inverno, molto caldo, per nulla piovoso. Per fortuna gli olivi sono piante che reagiscono bene alle varie situazioni avverse e sembra che anche stavolta abbiano reagito abbastanza bene. Infatti vediamo che le piante stanno producendo un'abbondante miglioratura. Questo è una buona promessa sicuramente, perché poi da queste mignole sbocceranno i fiori da cui poi ci si auspica si abbia un'abbondanza di olive, e come potete vedere la pianta sta portando avanti il suo solito lavoro. Questo è un oliveto della varietà nera di Gonnos, la varietà più diffusa Gonnos fanatica, una biodiversità tipica, famosa in tutta Italia, non solo in Sardegna, che poi è la varietà che compone la maggior parte dei nostri oliveti, da cui otteniamo l'extravergine che molti di voi hanno sempre apprezzato e speriamo che continuino ad apprezzare. Sì, promette abbastanza bene. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, bisogna vedere. Adesso è la fase più delicata, perché dalla miglioratura si passerà ai fiori, e questa è davvero la fase più delicata, perché se la stagione è benevola ci sarà una buona fioritura e quindi una conseguente buona produzione di olive. Se la stagione fa le bizze, a volte ci si perde tutto, quindi non c'è che da incrociare le dita e aspettare. Come potete vedere, un po' tutte le piante presentano una buona mignolatura. A me fa piacere ricordarvi che siamo sempre operativi, quindi non dimenticate di continuare ad acquistare il nostro olio. A Cagliari e dintorni ve lo portiamo sempre a casa senza costi aggiuntivi, basta che ci contattiate a questi numeri in sovraimpressione. Dalle zone più lontane potete ordinarlo sempre o chiamandoci a questi numeri o acquistandolo direttamente dal nostro e-commerce, e ve lo spediremo ovunque direttamente a casa vostra. Mi raccomando, ora più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno, e quindi niente, io vi saluto augurando nuovamente che questa situazione davvero ci lasci al più presto, sperando anche che ci lasci qualcosa di buono, anzi sicuramente ci lascerà qualcosa di buono. Quello è il nostro amato Montellinas, un monte che ci ispira tanta fiducia a noi gonnesi e a cui ci ispiriamo per trarre forza e sostegno. E niente, sicuramente porterà dei cambiamenti questa situazione, cambiamenti sociali, cambiamenti del nostro modo di rapportarci con gli altri, di rapportarci col mondo, cambiamenti culturali,
uno di questi probabilmente lo sperimenteremo già a breve, visto che abbiamo sempre detto Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Da quest'anno dovremmo dire Pasqua con i tuoi e Natale con chi vuoi. Con questo vi saluto, arrivederci, ci sentiamo presto, grazie per averci seguito e alla prossima, ciao ciao!